disagi vissuti attualmente dal Veneto sul fronte dei trasporti pubblici, a cosa sono dovuti? Si arriva dopo anni di governi regionali, a suo modo di vedere, che hanno abbandonato questo settore e non hanno messo in campo le politiche giuste? Beh, non c'è dubbio, i governi che si sono succeduti nella regione Veneto, prima con Galan e oggi con Zaia, hanno sempre visto il trasporto pubblico locale come quella cosa che è marginale alla modernizzazione e allo sviluppo della regione. E lo sta a testimoniare il continuo taglio di fondi, la caduta dei servizi e non avere nessuna idea di come si può programmare la mobilità dei cittadini. Guardate, parlare di mobilità dei cittadini significa parlare di due grandi diritti, il diritto al lavoro e il diritto allo studio, significa parlare di ambiente, significa parlare di uno sviluppo sostenibile per la nostra regione. Tutto questo manca nell'idea oggi di Zaia, prima di Galan.